Venerdì 14 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Torniamo fra pochissimo da Emanuela per leggere insieme i quotidiani regionali, ma intanto ieri sera a Palermo si è concluso l'interrogatorio di Saverio Romano, leader di Noi Moderati, coinvolto nell'inchiesta che vede fra gli interrogati di oggi anche l'ex governatore di Sicilia Totò Cuffaro. Il leader di Noi Moderati ha detto all'uscita dell'interrogatorio: su di me nessuna intercettazione, ha detto anche di aver chiarito tutto, ma intanto sentiamo. È durato poco più di un'ora e mezza l'interrogatorio preventivo di Saverio Romano, il leader di Noi Moderati, indagato nell'inchiesta sugli appalti pilotati che vede coinvolto anche Salvatore Cuffaro. All'uscita dal tribunale del capoluogo ha ribadito Romano di avere chiarito la propria posizione. Ho trovato qualche difficoltà ad un collegamento tra quello che è il capo di imputazione e i fatti così come si sono verificati. E però l'abbiamo spiegato il perché. Ho dovuto dire alcune cose che mi risultano personalmente e altri facendo un'esegesi di intercettazione che non sono mie. Non c'era nessun patto tra me e questi signori, prosegue Romano, riguardo ciò che gli viene contestato, ovvero la segnalazione di un imprenditore vicino per un appalto all'ASP di Siracusa. Non è accaduto, non c'è stata nessuna possibilità che potesse accadere perché ab origine non c'era nessun patto tra me e questi signori, ovviamente, e quindi non ci poteva essere, posto che non c'era il patto, nemmeno una ricaduta sul patto. Gli interrogatori si chiuderanno domani. Alle 9:30 toccherà all'ex governatore Salvatore Cuffaro. E allora, fra poco sentiremo anche Marco Gulà da Palermo. Intanto andiamo da Emanuela per questa inchiesta. Oggi possiamo dire che la giornata clou, insomma, verrà ascoltato, come sentivamo anche nel servizio, l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro e intanto vediamo appunto la giornata di ieri che viene raccontata dai giornali. Allora partiamo subito da questa pagina della Gazzetta del Sud, appalti pilotati, Romano. Nessun patto criminoso. Appunto ieri è stato ascoltato l'ex ministro e deputato di Noi Moderati che ha respinto ogni accusa. Non c'è un'intercettazione che mi possa riguardare. Oggi davanti al GIP, dicevamo, attesi Cuffaro e il capogruppo Pace. Sentiti anche l'ex manager dell'ASP di Siracusa, il direttore del consorzio di bonifica Tomasino, non conosco vetro. E poi l'ex manager della Villa Sofia, anche lui finito in questa inchiesta, tra questi 18 nomi, stiamo parlando di Roberto Colletti, anche lui dice estraneo a ogni contestazione. I difensori appunto dell'ex manager dicono è stato chiarito tutto. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo, che oggi fa emergere questa novità. Cuffaro, sfogo con il ROS. La gara dell'ASP accelerata da Romano. Queste sarebbero le parole appunto di Cuffaro. I PM depositano una relazione con le dichiarazioni del leader della Democrazia Cristiana. Io ho solo fatto qualche leggerezza. E intanto oggi comparirà davanti al GIP per questo ultimo round di interrogatori preliminari. Poi il GIP deciderà appunto se procedere con gli arresti. Il parlamentare di Noi Moderati intanto ieri al giudice: non c'è stato alcun patto tra me e questi signori. Vediamo anche nell'altra pagina il silenzio degli alleati, tutto resta fermo in attesa che parli appunto Totò. C'è tanta attesa, bocche cucite a Palazzo d'Orleano e all'Ars, lavori paralizzati aspettando gli sviluppi giudiziari di questa ennesima inchiesta che travolge la politica siciliana e la sanità. Intanto torniamo sulla pagina precedente perché c'è questa proposta: multate chi si fa raccomandare, una legge contro le spintarelle. L'idea è dell'ex capogruppo dell'UDC Rudy Maira, che è stata subito raccolta da Ismaele La Vardera, che la porterà
appunto all'Ars. Lui vorrebbe appunto proporre questo disegno di legge per multare i raccomandati e chi li ha segnalati. Però con quali esiti, scrive oggi Repubblica, è presto dirlo. C'è già chi muove le prime perplessità, per esempio Gianfranco Miccichè, che si chiede se la multa sia immaginata per chi, ad esempio, un operaio disoccupato chiede una mano per trovare un nuovo lavoro e rischia di restare disoccupato, però con l'aggravante che viene pure multato. Quindi insomma è una proposta interessante, ma che andrebbe formulata in una chiave corretta. Andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi. Cuffaro. Oggi è la resa dei conti, l'ultimo giro di interrogatori. Ieri tutti gli indagati hanno respinto le accuse. L'ex ministro Romano, tutto chiarito. Su di me nemmeno un'intercettazione. E poi c'è anche qui un'altra iniziativa che viene lanciata, in questo caso da Manlio Messina, ex Fratelli d'Italia, lancia una petizione, l'intelligenza artificiale per gestire le gare in Sicilia. Diciamo che potrebbe essere un modo per evitare poi dei condizionamenti, come abbiamo visto, e dei casi di corruzione. E poi in questo articolo, sempre sulla stessa pagina, per quanto riguarda l'inchiesta, le carte, abbiamo 4.000 PIP, l'ufficio collocamento di Totò con i precari, le pressioni sui part-time della società Dussmann all'ASP di Siracusa e il legame con il presidente di SAS. In una intercettazione lui dice hanno 14 ore, vorrebbero aumentare un po' di ore, dagliene 2, 4 in più. Insomma, poi nel frattempo emergono altri elementi di questa inchiesta. Vediamo l'ultima pagina, è la prima del Giornale di Sicilia. Cuffaro, parola alla difesa, oggi dal GIP che dovrà decidere sull'arresto. Romano parla di una canea contro di me, maggioranza intanto lunedì, vertice con Schifani ma senza la Democrazia Cristiana, questo per quanto riguarda gli equilibri appunto del governo regionale. E a proposito di politica regionale, i deputati del Partito Democratico, ma anche del Movimento 5 Stelle, di controcorrente in sintesi, dunque l'opposizione, in ritiro da ieri sera nell'abbazia di San Martino delle Scale. Siamo nel Palermitano e fino alla giornata di oggi, alla tarda mattinata di oggi, faranno delle riflessioni politiche alla luce proprio di questa indagine in corso. Vediamo e sentiamo il servizio. In ritiro in una abbazia lontano da tutto e da tutti. I 23 deputati dell'opposizione in Assemblea regionale siciliana a San Martino delle Scale nel Palermitano, nell'abbazia nota non solo per la sua storia ma anche perché i monaci sono ormai diventati piccole star della TV con le loro ricette di una volta. I deputati del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e l'unico deputato di controcorrente Ismaele Lavardera si confronteranno per decidere quale sia la strada migliore per proseguire e dare forza all'azione di opposizione al governo Schifani. Coscienti di non avere voti sufficienti per una mozione di sfiducia e tantomeno per un autoscioglimento dell'ARS, dunque non potendo andare ad elezioni anticipate, i deputati si confronteranno per evitare di andare in ordine sparso come è successo nelle ultime settimane, fatte di annunci e di niente di concreto. Vogliamo offrire alla Sicilia e ai siciliani un'alternativa a questo modello fallimentare di governo del centrodestra, ha detto arrivando il coordinatore 5 Stelle Nuccio Di Paola, che è anche vicepresidente dell'ARS. Ma alla domanda diretta sull'eventualità di elezioni anticipate glissano tutti, lui compreso. Sul tavolo ipotesi di manifestazione di piazza, di strategie ostruzionistiche in aula, di pressione alla ricerca di franchi tiratori nella maggioranza per raccattare i 36 voti necessari per far passare qualsiasi provvedimento. E adesso torniamo di nuovo alla lettura dei quotidiani con Emanuela e vediamo questo ritiro spirituale, fra virgolette, cosa dovrebbe, abbiamo già sentito le indiscrezioni da parte del nostro Manlio Viola. Allora, vediamo sulla Gazzetta del Sud, il centrodestra serra le fila, l'opposizione va in ritiro. L'incontro che è saltato mercoledì scorso
dicevamo poco prima, si terrà lunedì mattina con Schifani, ma intanto appunto c'è questo ritiro di Movimento 5 Stelle, PD e Controcorrente, che restano chiusi nell'abbazia di San Martino delle Scale per discutere sugli effetti delle indagini e sulla finanziaria, valutando una mozione di sfiducia al governatore o una sorta di dimissioni di massa. E poi vediamo anche la Sicilia. Qui il Campolargo, opposizione in ritiro, cerca il miracolo dentro un'abbazia. Ci hanno provato, leggiamo, anche la sera, tra un tortino pistacchioso e un caciocavallo all'Argentiera, ecco. Nel ristorante pizzeria La Casa del Priore, i deputati regionali di opposizione hanno tentato di buttare giù una posizione comune. Lo faranno oggi al termine appunto di questo ritiro nell'abbazia benedettina di San Martino delle Scale, dove sono arrivati a ranghi quasi compatti gli esponenti appunto di PD 5 Stelle e il leader di Controcorrente, che è Ismaele La Vardera. Fiduciosi e carichi nel tardo pomeriggio di ieri nell'area fresca del Palermitano, hanno detto riuniti non per parlare di poltrone incarichi come fanno gli altri. Ci vorrebbe un miracolo per liberare la Sicilia, ha detto Ismaele La Vardera. E poi ancora meglio iniziare adesso a prepararci, visto che la situazione può precipitare da un momento all'altro, quindi loro non vogliono farsi trovare impreparati qualora appunto dovesse esserci qualche terremoto che butterebbe giù questo governo. Grazie, adesso voltiamo pagina, siamo all'incendio, al rogo che si è verificato alle Ciminiere, che ha mandato in fumo una parte del centro fieristico, un pezzo di storia della città. C'è un'indagine, c'è un'inchiesta della Procura di Catania per incendio e disastro colposo, e oggi arrivano anche degli investigatori che sono specializzati proprio nel cercare di individuare le cause che scatenano per l'appunto i roghi. Ma sentiamo e vediamo questo servizio. Sopralluoghi dall'alto e dal basso mentre si spengono gli ultimi focolai. L'incendio alle Ciminiere è una ferita ancora aperta nel cuore di Catania e dei catanesi. 2 sale congressi da 1200 e 600 posti sono andate distrutte, con il polo C1 inagibile ed interdetto, ad eccezione degli addetti ai lavori, nella fattispecie i vigili del fuoco o chi è preposto alle indagini. Nella zona interessata dal rogo erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. L'incendio è partito dall'esterno del teatro, si è propagato lungo l'involucro ligneo che avvolgeva la struttura e ha aggredito la cupola, che ad un certo punto è collassata. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, 2 i reati ipotizzati, incendio e disastro colposi. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, non restano che i ricordi di chi ha lavorato in quei luoghi, di chi ha trascorso parte dell'infanzia o, andando ancora a ritroso nel tempo, di chi ha vissuto la trasformazione delle Ciminiere. È una grande storia quella delle Ciminiere, purtroppo anche forse dimenticata, perché addirittura tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento divenne il più grande e importante polo di raffinazione industriale dello zolfo. Noi fummo catanesi esportatori, i primi esportatori nel mondo di zolfo. Addirittura c'erano degli artisti che andavano anche a disegnare queste ciminiere, queste locali. Ci sono delle incisioni molto belle. È un pezzo di storia di Catania che se ne va. Si lavora per salvare il salvabile. Le apparecchiature che vedete si trovavano negli uffici lambiti dalle fiamme. Sabato intanto riaprono i musei delle Ciminiere, mentre il Christmas Town si svolgerà regolarmente. Allora, ci si interroga ovviamente sulle cause, ma adesso si comincia a pensare anche alla ricostruzione. Esatto, vediamo la pagina di Catania, la prima pagina di Catania della Sicilia. Ciminiere, presto i super periti, acquisiti anche atti del cantiere. Intanto si cerca di capire appunto cos'è che abbia scatenato questo rogo. Oggi al centro fieristico intanto arrivano gli uomini del nucleo investigativo antincendio, e qui vediamo una foto dall'alto appunto di quello che resta di una parte di questa struttura. Andiamo a vedere all'interno, Angelo, le Ciminiere, tra indagini e traslochi. Oggi arrivano i detective anti-incendio. La procura pronta a nominare collegio di periti per determinare le cause. Saranno acquisiti i documenti del cantiere. Vetri rotti, poltrone annerite e cenere, questi i resti dopo l'inferno di martedì sera. Però viene intanto archiviata l'ipotesi della matrice dolosa, quindi si propende
più per un incidente, comunque qualcosa di involontario naturalmente. E poi vediamo gli architetti, ora idee per un nuovo Kutulisciu, martedì 18, incontro all'ordine. Le ciminiere sono bruciate 2 volte, una nelle fiamme dell'11 novembre e l'altra negli occhi di chi in quelle architetture riconosceva un pezzo della propria identità. Queste le parole del presidente dell'ordine degli architetti Alessandro Amaro. Per la comunità degli architetti, degli addetti ai lavori e di tutti coloro che alle ciminiere hanno studiato, lavorato, vissuto eventi culturali è un colpo profondo. Il centro fieristico e museale di Viale Africa è a pieno titolo uno dei più importanti interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell'archeologia industriale in Sicilia. Quindi sentivamo nel servizio appunto le reazioni dei catanesi, ma sentiamo anche le reazioni degli architetti, appunto dell'ordine degli architetti, che sono legati appunto a questo polo. E lo faremo anche stamattina nel corso di Buongiorno Sicilia con l'architetto Giovanni Leone, figlio del papà delle ciminiere, Giacomo Leone. Adesso andiamo a Palermo, la cronaca, perché ci sono state 3 arresti, ricorderete certamente una lite avvenuta lo scorso settembre a Ballarò, ci furono anche dei colpi di pistola, ieri i provvedimenti. Vediamo il servizio. Una lite tra donne di 2 famiglie di parenti avvenuta lo scorso settembre a Palermo tra via Porta Sant'Agata e via Angelo Musco nel quartiere Ballarò ha portato agli arresti in carcere ai domiciliari di 3 persone. In manette sono finiti Pietro Madonia, 54 anni, e Antonino Serio, di 38, nonché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Nunzio Madonia, 22 anni. Gli indagati sono accusati di pubblica intimidazione con uso di armi, porto d'armi o oggetti atti ad offendere, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e lesioni personali. I fatti risalgono al 4 settembre scorso. La vittima, un 44enne imparentato con il 54enne e il 22enne, era finito al civico con delle ferite d'arma da fuoco a un fianco e a un braccio. Poco prima, come segnalato anche da alcuni testimoni al 112, c'era stata una sparatoria tra via Porta Sant'Agata e via Angelo Musco, dove un soggetto a bordo di uno scooter aveva esploso almeno 5 colpi contro un altro uomo. Si trattava dell'ultimo atto di una furibonda lite scaturita tra alcune donne appartenenti ai 2 nuclei familiari interessati, legata a rancori e vecchie questioni verosimilmente di natura sentimentale. Tra testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri hanno ricostruito l'intera vicenda fino ad arrivare agli arresti odierni. Torniamo di nuovo ai quotidiani, torniamo in postazione rassegna stampa con la nostra Emanuela. Sì, vediamo questa notizia sulla Sicilia: sparatorie e sangue a Ballarò, rissa tra famiglie. Ci sono 3 arresti. A fare da miccia lo scorso settembre anche una lite tra donne. Un uomo ferito, finì in ospedale, fu operato, esplosi diversi colpi, turisti e residenti in fuga. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. Sparatoria a Ballarò, scattano 3 arresti a inizio settembre, una lite tra donne, poi finita in Far West al mercato. Restiamo su questa prima pagina, Angelo, vediamo anche le altre notizie. Intanto vediamo qui una foto che ci ricorda che sta arrivando il Natale e soprattutto che arriva e ritorna il caro voli. 600 euro dal nord alla Sicilia, il record toccato da Torino-Catania. Alle stelle pure le tratte su Palermo durante le feste, attorno ai 400 euro. Intanto ritorna anche il bonus regionale in vigore per i residenti, difficoltà invece per i turisti. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica Palermo, naturalmente vediamo in apertura l'interrogatorio di oggi di Cuffaro, che si sfoga con i carabinieri e mette nei guai gli alleati, e poi vediamo Mondello, stop antimafia per la società dei Genova. Il prefetto di Palermo ferma la ditta edile che lavora a tempo pieno per la italo-belga, la società di gestione della spiaggia di Mondello. 2 giorni fa ha firmato un'interdittiva antimafia per questa ditta, che ha come amministratore unico Rosario Genova, il fratello di Bartolo, capomafia di Resuttana. Vediamo ancora la fotonotizia nel taglio centrale dedicata a Silvio Orlando.
protagonista del teatro biondo con i ciarlatani. Lui dice: il teatro è la mia normalità, il successo non ha spento l'ansia. Un'intervista appunto a questo attore italiano protagonista a Palermo. E poi vediamo nel taglio basso: rifiuti, in un mese 10.000 multe con le telecamere. Siamo a Palermo, le telecamere che aiutano a scovare i furbetti, quelli che insomma gli incivili che lasciano rifiuti in maniera indiscriminata. E poi negozianti, ostaggio dei cantieri, il comune avvia i risarcimenti. Questa è una notizia interessante, perché le nostre città da qualche tempo a questa parte sono veramente ostaggio di cantieri, le strade letteralmente buttate in aria per i sottoservizi, stanno facendo diversi tipi di lavoro. E però ci sono anche i commercianti che si lamentano perché restano praticamente isolati a causa di questi cantieri, e quindi il comune di Palermo è pronto a risarcire le imprese ostaggio appunto di questi cantieri. L'amministrazione La Galla ha stanziato 50.000 euro, ma la Confcommercio però resta critica, dice con 50.000 euro insomma è un ristoro quasi ridicolo. Di Dio risorse esigue e tempi ristretti, sembra vogliano scoraggiare l'invio appunto delle domande per avere una sorta di risarcimento. Il sindaco di Palermo invece parla di segnale a chi contribuisce alla vitalità produttiva e commerciale della città. E poi dicevamo sempre dalla prima pagina a Palermo questa guerra dei rifiuti che grazie alle telecamere ha permesso di elevare 10.000 multe al mese. Sono 40 le postazioni video della RAP in città, l'obiettivo è installarne un centinaio con gli introiti delle contravvenzioni, quindi riutilizzare questi soldi, questo gettito delle multe per appunto incrementare la videosorveglianza. Vediamo la prima pagina della Sicilia. C'è una storia in primo piano che ricorderete tutti, una ragazzina, Laura, che era stata uccisa dal padre nel nome della madre. Questo è il titolo che sceglie oggi la Sicilia: la battaglia di mamma coraggio, mia figlia fu uccisa dal padre, Laura va ricordata col mio cognome come già riconosciuto ai fratelli. E poi vediamo l'inchiesta appunto che vede tra i tanti coinvolto anche l'ex presidente della regione siciliana Cuffaro. I pip urrà, ne abbiamo 4.000 le mani di Cuffaro anche sui precari. Oggi l'ex presidente del GIP, ieri invece sentito appunto Romano. E poi vediamo anche qui il caro voli, il salasso di Natale, caro voli, già quasi finiti i biglietti a prezzo fisso, guida per risparmiare. Vediamo velocemente l'ultima prima pagina, la Gazzetta del Sud con l'interrogatorio di Romano: mi avete già condannato. E poi gli investimenti ferroviari rilanciano l'intera Sicilia. Il rapporto Svimez fa il punto sulle opere in corso di realizzazione fino al 2030. Grazie Emanuela. E adesso diamo un'occhiata al traffico sulla città di Catania e cominciamo a vedere qual è la situazione in via Vincenzo Giuffrida, dove rispetto a ieri sicuramente va molto meglio. Ieri c'è stata ci sono stati dei lavori in uscita dalla città che hanno in qualche modo condizionato il traffico. Stamattina la situazione sembra decisamente più tranquilla. Da via Vincenzo Giuffrida adesso passiamo al Tondo Gioieni, dove è decisamente fluido, scorrevole il traffico a quest'ora del mattino. Sulla stessa tratta, sempre sulla circonvallazione di Catania, ma un po' prima rispetto al Tondo Gioieni, possiamo vedere come in realtà in direzione Mister Bianco, con l'uscita anche da Viale Mediterraneo, c'è un traffico che è normale, mentre invece in direzione Ognina le auto sono ferme, là in fondo c'è anche un semaforo, quindi c'è un po' di coda. Le altre immagini che vi mostriamo sono quelle dell'Etna, splendida davvero la cartolina che ci restituisce, grazie al cielo sereno, sgombro di nuvole questa mattina, una vista dall'Etna anche da Taormina. E vediamo un po' qual è la situazione oggi. Anche oggi su Taormina il cielo è direi particolarmente sereno,
qualche velatura, e anche il golfo dà una splendida, veramente ci restituisce una bella immagine della nostra Sicilia. Ci fermiamo, fra poco ci sono le notizie lette dai giornali sulle pagine nazionali e di Emanuela Corsi. Andiamo subito da Emanuela per leggere insieme i quotidiani nazionali. Sì, Angelo, partiamo dal Corriere della Sera, ancora il caso Epstein e le accuse al Presidente degli Stati Uniti. In primo piano leggiamo le mail di Epstein e le accuse a Trump. Io sono quello in grado di farlo cadere, sono io quello che può abbatterlo, scriveva proprio Jeffrey Epstein rispondendo a una mail in cui si parlava di Donald Trump. In questi messaggi si diceva anche che il presidente americano sapeva tutto e visitava la sua casa. Poi in altre mail diffuse sembra che Epstein lo scagioni scrivendo che Trump non sarebbe coinvolto negli abusi, ricordiamo abusi a minori. I MAGA attaccano, è tutto un complotto dei democratici. Quindi queste mail che sono venute fuori sono state rese note. Ricordiamo che Jeffrey Epstein poi si è suicidato. E poi vediamo le altre notizie, restiamo sempre nel taglio alto, l'asse tra il Partito Popolare Europeo e l'estrema destra sul voto verde all'Europarlamento, inedito asse a Strasburgo tra appunto il PPE e l'estrema destra, votano assieme per alleggerire le misure sulla sostenibilità per le imprese. E poi è passato un anno da quando Trentini è stato è prigioniero, scusate, in un carcere di Caracas, prigioniero innocente, quindi un anno senza Trentini, l'Italia prigioniera con lui. Si tratta di un cooperante appunto detenuto in Venezuela. E poi vediamo nel taglio centrale il titolo in grande dedicato ai CPR in Albania. C'è una nuova intesa tra il governo italiano e quello invece albanese. Albania, intese polemiche, Meloni, vertice con Rama, i centri per i migranti funzioneranno e il PD attacca. Dai pattugliatori ai cantieri navali ci sono i nuovi accordi, il leader di Tirana dice rifarei 100 volte il protocollo con Roma. Ce li eravamo quasi dimenticati questi centri in Albania, che erano stati aperti circa 2 anni fa, ma poi non se n'è più parlato, diciamo. Adesso invece ci sono questi nuovi accordi tra Italia e Albania. Al vertice intergovernativo di Roma la Premier Meloni ribadisce avanti con i centri migranti, i CPR funzioneranno, e declina la responsabilità sui ritardi, siglate intese su 16 temi. Appunto le parole di Edi Rama, che dice rifarei il patto 100 volte, ma l'opposizione attacca buttati via milioni di euro appunto per questi centri. E poi si parla di manovra, c'è una novità, una tassa agevolata sull'oro per fare cassa. Dalla manovra spunta questa tassa che riduce dal 26 al 12,5% l'aliquota sulle vendite del metallo giallo. La proposta sarà presentata oggi assieme agli emendamenti alla manovra, prelievo poi sui pacchi fino a 150 euro. Quindi se vendi l'oro praticamente l'aliquota delle tasse che dovresti pagare scende dal 26 al 12,5%. Questo anche per far emergere un sommerso, diciamo, tanti possiedono dell'oro di cui non si sa nulla, lingotti e via dicendo. Vediamo la foto nel taglio centrale legata ad un caso che addirittura risale al 1994, la sparizione del giudice Paolo Adinolfi. Aveva 52 anni, non fece più ritorno a casa, adesso c'è una nuova pista. Infatti i cani molecolari sono stati utilizzati per ritrovare i resti appunto del giudice sparito nel 1994, si cerca adesso sotto la casa del Jazz. Di lui si erano perse le tracce nel luglio appunto di quell'anno, ora crescono le speranze di ritrovare i resti del giudice Paolo Adinolfi. Si scava proprio sotto la casa del Jazz a Roma una villa sequestrata alla banda della Magliana, quindi un cold case che si riapre.
Oggi c'è un'intervista a Romano Prodi che dice: centrosinistra, no al radicalismo, servono idee e leader credibili. E poi ieri è stato un giovedì nero per il trasporto ferroviario a causa della morte di una donna sui binari in Calabria, morta sui binari, treni nel caos, ritardi fino a 8 ore. In particolare alla stazione di Termini di Roma, la morte di una donna, dicevamo, sui binari in Calabria ha paralizzato la circolazione di mezza Italia con ritardi elevati anche di 8 ore. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi: manovra tassa sull'oro. È in apertura, emendamento per un'aliquota agevolata sui lingotti e monete, resta il nodo affitti brevi. E poi BCE, Italia e Germania non crescono, dall'Ecofin sì all'anticipo dei dazi sui piccoli pacchi. E poi vediamo qui Meloni e Edi Rama che si abbracciano. Meloni: persi 2 anni per i centri in Albania, la Schlein accusa il governo e la Meloni dice hai fallito. E poi vediamo questa villa, la casa del jazz, appunto, perché si riapre il caso della sparizione del giudice Paolo Romano. Sotto la casa del cassiere dei boss si cerca il corpo di questo giudice sparito nel 1994. Andiamo a vedere La Stampa di oggi. Musk spaventa l'Italia. State scomparendo, dice. Crollo nascite, nel 2050 saremo 4 milioni in meno, le ricadute su PIL e pensioni, gelo demografico, il post appunto dell'imprenditore con la bandiera tricolore che brucia. Quindi Musk si interessa ai problemi del nostro paese, soprattutto a questo inverno demografico. Vediamo questa fotonotizia, quella che vediamo al centro. È Yolanda Renga, la figlia di Ambra Giolini e Francesco Renga, che racconta: io umiliata e giudicata. Ho denunciato chi mi minacciava di pubblicare mie foto nuda e mi hanno insultata. Da tempo la figlia dei due, uno cantante, l'altra attrice, è nel mirino degli haters, soprattutto sui social, e adesso lei ha avuto anche il coraggio, insomma, di ribellarsi, di denunciare, ma purtroppo c'è stato un effetto boomerang. Poi vediamo ancora dagli Stati Uniti le trame di Epstein, incastro Trump e ora il popolo MAGA dubita di Donald, scrive La Stampa. Vediamo Avvenire di oggi. Casa al piano zero, emergenza abitativa, i comuni lamentano la mancanza di supporti e risposte dallo Stato, l'appello dei sindaci al governo, misure solo dal 2028 ma servono ora. E poi c'è l'allarme sfratti che sono sempre di più. All'assemblea dell'ANCI a Bologna, le difficoltà delle città e i paradossi del mercato immobiliare. Quindi questo della casa e degli sfratti è stato uno dei temi appunto affrontato durante questa riunione dell'ANCI. Vediamo il Messaggero in alto, in apertura: truppe di Kiev accerchiate il Donetsk che va verso la resa. Scontri in 7 città, Zelensky ai soldati liberi di ritirarvi. E ancora vediamo aliquote IMU, paletti del MEF, un decreto del Tesoro detta ai comuni criteri per diversificare la tassazione sugli immobili, riduzioni per quelli inagibili per qualsiasi motivo, possibili sgravi anche per le case di vacanza. Quindi insomma ci sono delle novità che riguardano appunto la tassa, l'IMU che si paga dalle seconde case in poi. E poi c'è una notizia veramente tragica di cui si parlava ieri: una mamma che sgozza il figlio di 9 anni, uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. Orrore a Trieste, la donna era in cura in un centro di salute mentale, solo da poco poteva vederlo da sola. E poi restiamo sempre sulla cronaca, a Latina. Nuovo caso di bullismo a scuola del ragazzo suicida. Ricorderai, Angelo, il caso di Paolo, quel bambino appunto che si è suicidato il giorno prima di ritornare sui banchi di scuola perché è vittima dei bulli. Nella stessa scuola c'è stato un altro caso, denunce ignorate. Grazie Emanuela, più avanti torneremo di nuovo ai quotidiani. Adesso ci fermiamo, guardiamo c'è qualche momento di pausa, di pubblicità, e poi torniamo di nuovo insieme per il primo ospite della mattinata.
Eccoci a Buongiorno Sicilia, come detto, primo ospite, con noi c'è il dottore Giorgio Battaglia, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi, direttore del Centro Regionale Trapianti. Parliamo di trapianti in Sicilia. Ci fa una fotografia la situazione nella nostra regione? Ma la nostra regione gode di una bella primavera. Eravamo 19° posto fino a 3 anni fa. Adesso siamo tra il 5° e il 6° posto, siamo vicini alle regioni più virtuose, che sono le regioni del nord, e l'anno scorso abbiamo battuto un record italiano, abbiamo fatto 120 trapianti di fegato in Sicilia. Quando si parla di trapianti si scrive una pagina bella di sanità, perché per fare un trapianto ci vuole una sanità di alto profilo, perché è un'interconnessione di tante professionalità che si devono mettere insieme per raggiungere questo obiettivo, che è un trapianto e una vita che rinasce. Per i numeri che lei ci ha dato significa che le nostre strutture sono attrezzate per fare questo tipo di lavoro? Sono molto attrezzate, sono nell'ambito del Mediterraneo. Noi abbiamo la 10ª provincia, che è Malta, che si è aggregata a noi proprio per questo. Il nostro sguardo nei prossimi anni sarà quello del bacino del Mediterraneo, del Nord Africa, in cui ci guardano proprio per la nostra alta tecnologia. Una volta questi andavano nel Nord Europa, adesso ci guardano alla Sicilia come punto di riferimento. Lei diceva la nostra regione vive una bella primavera, però ci sono dei però, c'è una certa, chiamiamola resistenza, tecnicamente si chiama opposizione. Opposizione. Eh sì, questo sì alla vita, questo dono che noi possiamo fare alla vita per far rinascere le persone, per coloro che stanno in lista d'attesa, che aspettano un organo, lo possiamo dire al momento del rinnovo della carta d'identità o del rilascio della carta d'identità. Si assiste in questo momento in Italia ad un incremento di questa opposizione. Il Ministero della Sanità ha fatto un'indagine che ha potuto fotografare quali cittadini dicono principalmente no, e sono la fascia che va dai 18 ai 25 anni e la fascia che va dai 70 anni in poi. Le posso chiedere, mi chiedo scusa se la interrompo, Prego. ma questi dati si riferiscono solo alla nostra regione oppure un dato nazionale? È un dato italiano, è un dato italiano. Questo significa, secondo gli analisti che hanno fatto questa indagine, che per quanto riguarda la fascia più giovane è perché non si ha fiducia nel nostro sistema sanitario nazionale. Per quanto riguarda la fascia più avanti, quella dei 70 anni in poi, perché si crede che a quell'età non si può essere donatori. È di qualche settimana fa che abbiamo fatto un trapianto in un 95enne e il donatore era un 98enne. Quindi anche questo ne approfittiamo e vi ringraziamo per dire donate, perché non c'è età per il dono. Senta, nella nostra regione uno degli ostacoli principali è legato alla comunicazione con le famiglie, alla comunicazione diretta, alla comunicazione a chi può diciamo, esprimere proprio questo consenso. La nostra regione gode di un fatto culturale. Noi abbiamo un grande senso di rispetto verso il cadavere e ci siamo rivolti alla Chiesa per cercare di incidere su questo fenomeno, ed è di qualche mese fa un'intervista proprio del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che invitava i parroci la domenica a dare un messaggio per far sì che quel dono vero del cadavere è un dono alla vita, perché il 10% di coloro che stanno in lista in attesa di un trapianto all'anno, il 10% non arriva al trapianto e quindi muore. Quindi una scelta intanto accorcerebbe questi tempi di attesa, salverebbe delle vite. Cioè non solo, lei ha sottolineato un dato importante, non solo accorcia, ma dà vita, perché per esempio per quanto riguarda l'insufficienza d'organo del rene abbiamo la dialisi che può sopperire, può fare da ponte
ma per il cuore, per il polmone non abbiamo brigi, non abbiamo ponti. Ed è un percorso, diciamo, articolato quello che porta poi alla donazione? No, basta dire sì, perché la legge italiana è quella che in Europa è la maggiore, che garantisce maggiormente sia il donatore che il ricevente. Non si può confondere un coma con una morte encefalica. Questo bisogna sottolineare, voi che siete a casa, state attenti a tante notizie false. Il coma è un'altra cosa. Per certificare una morte encefalica ci sono una commissione di 5 persone e non lasciamo ai nostri più prossimi di scegliere dietro la porta di una rianimazione, se ci troviamo in rianimazione, a scegliere un sì o un no. Diamoli in vita, perché è una scelta di cuore. Tutti noi aneliamo a sconfiggere la morte. Se c'è un momento in cui sconfiggiamo la morte è quello che diciamo sì, perché i nostri organi continuano a vivere. Le chiedo ancora qualcosa, perché nel momento in cui si attivano questi protocolli che portano poi alla donazione ci sono delle procedure da questo punto di vista molto stringenti, molto, diciamo, vanno seguiti con grande attenzione. E c'è una commissione, dicevo, di 5 persone che si riunisce e per 6 ore fa l'accertamento. Ed è una procedura nello stesso tempo complessa, ma nello stesso tempo, quello che dicevo prima, garantente sia per chi dona, e quindi è sicuro che ci troviamo di fronte a una morte encefalica, e chi riceve, che riceve un organo compatibile che gli darà la vita. E poi in Sicilia stiamo facendo, quest'anno già siamo a 16 trapianti da cuore fermo. Quindi... Cioè, questa è un'altra barriera che stiamo sconfiggendo. Insomma, la nostra regione da questo punto di vista è attrezzata. Scrive una bella pagina di sanità da questo punto di vista. Allora... E in questi giorni credo che sia un messaggio per i cittadini che ci stanno a guardare importante. Grazie ancora per essere stato con noi stamattina, dottore Giorgio Battaglia, il direttore del Centro Regionale Trapianti. Buon lavoro per quello che fate. Grazie a voi per quello che fate anche come informazione e formazione di un consenso. Ci fermiamo, fra pochissimo, dopo le previsioni meteo, parleremo e torneremo ad occuparci dell'incendio alle ciminiere di Catania. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, aumenteranno solo le nubi sul nord-ovest e sulla Toscana con qualche piovasco in serata. Nel dettaglio ora la Sicilia sarà un venerdì con sole assoluto protagonista, i venti soffieranno a tratti sostenuti solo sul Tirreno che infatti risulterà mosso al largo. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni con clima gradevole nelle ore centrali, valori anche fino ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata di sabato poco cambierà, continuerà infatti a splendere il sole, con qualche velatura ma solo in transito, venti in prevalenza deboli con mari da poco mossi a mossi ma solo al largo e con temperature massime che si manterranno stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme e adesso, come annunciato, torniamo ad occuparci dell'incendio che si è verificato nella notte tra martedì, insomma nella serata di martedì e la notte poi di mercoledì alle ciminiere di Catania. Do il buongiorno all'architetto Giovanni Leone. Buongiorno, grazie per essere con noi a Buongiorno Sicilia. Buongiorno, grazie a voi. Allora, per chi ha vissuto, diciamo, la costruzione, per chi soprattutto come lei ha visto la nascita delle ciminiere, perché suo papà è il papà proprio delle ciminiere, è stato il papà delle ciminiere, Giacomo Leone, vedere queste immagini certamente è ancora più forte il dolore. Assolutamente sì, per me le ciminiere sono legate all'origine della mia professione, nel senso che mi ero appena laureato e quando mio padre cominciò a progettare le ciminiere restai quasi stupito di questa sua idea di andare a cercare
dei cutulisci per farne dei modelli, dei plastici per realizzare questo grande auditorium. Nonostante io fossi giovane, appena laureato, mi sembrava quasi uno scherzo, una cosa particolarmente ardita. Invece poi con la costruzione dovetti ricredermi, perché era un edificio e un landmark, un segno territoriale straordinario che rappresentava la città di Catania. Tutte le volte che partivo o tornavo da Catania a Venezia in aereo, vedevo questo segno e ne apprezzavo le caratteristiche, che tornano a tutte le scale, perché non tutti forse sanno che questo oggetto nero non era dipinto di nero, ma era coperto di lapilli lavici. Mio padre aveva chiesto che si andasse sull'Etna a recuperare dei piccoli lapilli in modo che il nero fosse materico, in modo che la presenza dell'Etna sul mare fosse tangibile, nel senso proprio anche al tatto. Architetto, non è la prima volta in Italia ma anche all'estero che comunque strutture culturali siano, diciamo, devastate dalle fiamme. È successo in Italia in diversi teatri, è successo anche all'estero, in Francia ricordiamo ovviamente quanto accaduto. Che cosa succede? Perché è difficile poter intervenire e salvare queste strutture se non dopo, diciamo, lunghi interventi? Qui si è lavorato per tutta la notte, si è finito di spegnere le fiamme alle 6 del mattino, poi si è proseguito in un'opera di bonifica. Molto spesso avvengono quando ci sono dei lavori, così come è avvenuto anche alle ciminiere. Io sono un professionista specializzato in antincendio, in sicurezza in tutti gli aspetti, ma anche in antincendio. Vivo a Venezia, dove ricorderete tutti l'incendio della Fenice, che è stata una cosa traumatica, così come questa delle ciminiere lo è per Catania. Gli incendi sono delle dinamiche particolari e complicate. Innanzitutto bisogna prestare la massima attenzione in quello che è lo svolgimento dei lavori. Nel caso di Venezia e della Fenice si scoprì poi che c'era un dolo perché non riuscivano a finire i lavori, eccetera, eccetera. In questo caso le cause andranno accertate e non sta a noi parlare senza conoscere le cose. Qual è il problema di un incendio? Il problema di un incendio del fuoco è che si sviluppa lentamente, anche con discrezione, ma una volta che diventa generalizzato non si può fare più niente. Quello che bisogna fare è contenere i danni. Nel caso delle ciminiere, per esempio, ma anche nel caso della Fenice, prese a fuoco il teatro, ma quando si resero conto che ormai le fiamme erano generalizzate, i pompieri bagnavano gli edifici intorno, perché il teatro era ormai compromesso e bisognava soltanto aspettare che le fiamme facessero il loro corso, mentre gli edifici accanto andavano salvati, quindi bisognava bagnarli. Io credo che la stessa cosa abbiano fatto i vigili del fuoco a Catania, perché il Cutuliscio, l'auditorium era inglobato in un edificio con una struttura metallica, quindi lì il rischio era che il calore deformasse la struttura metallica e ne compromettesse la staticità. A quel punto non sarebbe rimasto altro da fare che demolire non solo l'auditorium, ma l'intero fabbricato che abbiamo visto nelle immagini. Io dalle informazioni che ho ricevuto, perché ho seguito momento per momento gli eventi, dalle informazioni che ho ricevuto l'edificio è danneggiato ma non è compromesso, per cui questo è un aspetto fondamentale. Non è come la Fenice, in cui era rimasto l'involucro murario ma nient'altro all'interno, cioè la sala inferiore, l'auditorium aveva 2 sale sopra e sotto, la sala inferiore non ha subito danni di rilievo e la struttura principale in cemento armato è lì. Quindi a questo punto, a mio parere, bisogna procedere con una ricostruzione filologica, perché è come se fosse un ferito. Non gli possiamo, se mi faccio un graffio o se mi taglio una mano, tagliare il braccio.
Quindi ora bisogna raccogliere le forze per raccogliere le forze, le risorse e organizzarsi dal punto di vista tecnico per una ricostruzione filologica che restituisca alla città questo segno e alle ciminiere il suo fulcro. Architetto, l'Ordine di Catania ha convocato per la prossima settimana, per martedì 18, un incontro per confrontarsi, per mettere insieme le professionalità e mettere diciamo, sul tavolo delle idee. Lei ne ha lanciata una questa mattina per diciamo, il recupero di questa parte della struttura che è rimasta danneggiata, che è andata danneggiata dalle fiamme. Però immaginiamo che ci possono essere anche altre soluzioni, immaginiamo che si possa fare anche dell'altro per mettere anche in sicurezza ulteriormente le ciminiere. Alle ciminiere è stato avviato un percorso di riqualificazione. Quindi la strada è quella giusta e quello che bisogna fare è una riqualificazione edile, cioè proprio delle manutenzioni che sono mancate troppo a lungo, una riorganizzazione anche funzionale sul piano dell'uso per migliorare l'utilizzo delle ciminiere e anche un riassetto dell'organizzazione gestionale, perché è una struttura così importante che ha bisogno di persone esperte nella gestione di queste strutture. Però quello che vorrei dire è che quello che serve è concorrenza. Non nel senso di competizione, ma nel senso di convergenza su un obiettivo condiviso. Parteciperò anche a questo incontro dell'Ordine, come sono in contatto con tutti i colleghi, ma questa è una grande operazione culturale della città. Stiamo attenti a non pensare che siano compromesse le ciminiere. Le ciminiere, un progetto di architettura, non finisce con la costruzione, ma raggiunge forma compiuta con l'uso. Le ciminiere non sono mai ancora entrate a pieno regime. L'indirizzo che l'amministrazione ha preso e l'impegno che ha preso va nella direzione giusta. Bisogna raccogliersi, appunto, concorrere a che questi obiettivi vengano raggiunti. Altrimenti sì, può essere un'occasione per ripensare nuove architetture, però, ripeto, non è quello il caso. Non è quello il caso perché è un edificio soltanto danneggiato, non compromesso. Beh, queste sono delle indicazioni importanti. E possiamo anche dire che l'attività delle ciminiere comunque proseguirà nonostante quanto accaduto, perché il Museo del Cinema, il Museo dello Sbarco, altri spazi museali anche espositivi non hanno subito dei danni, come ci ricordava lei, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza tutto quello che stava attorno al padiglione del ciotolone. È giusto continuare le attività, per cui non arrendersi e non sembra quasi che sia compromesso. Non è compromesso, altrettanto giusto è però fare un piano con tempi definiti per il recupero delle opere, altrimenti si rischia di lasciare quell'edificio come un rudere compromesso, così come è successo per l'altra raffineria di proprietà comunale che sta sull'altra estremità di Piazzale Asia. Invece questa è l'occasione non solo per riprendere quell'edificio, ma per estendere la logica della rigenerazione urbana che l'area delle ciminiere dimostra virtuosa anche all'esterno, al piazzale, all'altra ciminiera, eccetera. Certe volte la crisi e i problemi possono essere un'opportunità. Ecco, la città deve raccogliere questa opportunità e dal trauma di questo evento raccogliere le forze per rilanciare. Poi quando parlo di ricostruire le ciminiere dal punto di vista filologico, parlo innanzitutto della forma. L'opportunità potrebbe essere anche quella di migliorare i materiali nel rispetto della sagoma architettonica e della forma. Cosa intendo dire? La tecnica è andata avanti, possiamo migliorare l'acustica all'interno della sala per utilizzare la sala anche per altri usi, possiamo migliorare i materiali dal punto di vista antincendio e poi certamente quando parlavo di gestione bisogna
approntare un piano di gestione della sicurezza molto attento come quello che le ciminiere richiedono. Tutte le strutture in acciaio richiedono protezione e grande attenzione. Architetto, prima di salutarci, se dovessero iniziare prima possibile questi lavori, insomma, si trovano le risorse, c'è il progetto, si approva questo, si approva tutto quello che si deve approvare, secondo lei in quanto tempo si potrà riavere di nuovo a disposizione questo padiglione? Innanzitutto facciamo completare le verifiche e i monitoraggi di quello che è la situazione, cioè cerchiamo di confermare che questo catino, questa struttura in cemento armato non ha subito danni. A quel punto i tempi potrebbero essere definiti, nel senso che si dovrebbe, a mio parere, c'era un tavolo tecnico che si occupava dell'orientamento dell'uso delle ciminiere. Ora bisognerebbe fare un team tecnico immediatamente per valutare i danni e cominciare a capire a dare indicazioni sul progetto. Dopodiché, reperite le risorse, si può procedere in tempi definiti. Io credo che nel giro di un paio d'anni si possa realisticamente immaginare un completamento dell'opera. Grazie per essere stato con noi a Buongiorno Sicilia, grazie all'architetto Giovanni Leone, una buona giornata. Grazie a voi. Ci fermiamo ancora, un'altra breve sosta e poi un altro collegamento. Di nuovo insieme, allora Buongiorno Sicilia e do il benvenuto e ben trovato a Pucci Giuffrida. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Delle cantine Alcantara, per un progetto che ha un titolo particolare, Poesie da bere. L'asta solidale poi continua. Intanto cosa sono le poesie da bere? Le poesie da bere nasce un po' legato al nostro progetto. Tutti i nostri vini sono legati a nomi di poesie di autori siciliani. E dietro alla bottiglia è scritto un pezzettino della poesia. Abbiamo cercato di dare una forte identità territoriale, culturale al nostro prodotto e, come dire, il nostro messaggio è vini Alcantara, poesia da bere. Se riusciamo a far bere il vino insieme alla letteratura, all'arte, al territorio, crediamo di aver fatto bene il nostro lavoro. Una bella iniziativa che ha poi però anche un risvolto sociale, perché c'è questa asta solidale. Allora, l'azienda è nata circa 20 anni fa. In questi 20 anni abbiamo fatto circa 6 eventi, mediamente ogni 2-3 anni. Abbiamo cominciato a far dipingere le etichette e le abbiamo attaccate nelle bottiglie, abbiamo seguito con un altro evento, abbiamo fatto dipingere le bottiglie, abbiamo chiamato i fotografi per fotografare l'amore e il nome di un nostro vino. Il ricavato sempre lo abbiamo destinato per fini sociali. Prevalentemente l'abbiamo destinato a 2 associazioni che si occupano di bambini abbandonati, una a Catania e una a Palermo. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Abbiamo voluto prendere un prodotto di scarto, un prodotto che viene buttato nella spazzatura, addirittura non nella spazzatura, nelle discariche speciali. E cos'è questo prodotto? È il filtro. Il filtro. E che cos'è? Lo conosciamo, ora lo conosceremo. Ora lo conosceremo. Sostanzialmente il vino, prima di andare in bottiglia, deve essere filtrato. E viene filtrato con dei filtri di cellulosa. Noi abbiamo preso questi filtri e abbiamo cercato di trasformare questi filtri in opere d'arte. E ce li abbiamo qui? Li abbiamo qui. Chiaramente i vini possono essere bianchi, rosati o rossi. Se si filtra il vino bianco, il filtro è bianco. È bello anche dall'altro lato che è leggermente crespato. Se si filtra il vino... Allora facciamo così, li tengo io in qualche modo. Questo è il vino bianco, giusto? Il filtro del vino bianco che poi lascia questo... Questo, esatto. Ok. Questo è il filtro del vino rosato. Adesso vedremo quello che è il filtro, eccolo qui, vino rosato, che poi lascia la stessa più scura. Sì, certamente, è il filtro del vino rosso. Oh, questo, eccolo qui, il filtro del vino rosso, questa è la parte da dove passa il vino e poi il retro è questo qui. Questi filtri li abbiamo dati a circa 80 artisti e abbiamo detto loro il tema è poesia da bere, quindi potete scrivere una poesia, fare un disegno e ognuno si è ispirato in modo diverso. E ve ne ho portati qualcuno per far vedere il risultato. Guarda. Vediamo un attimo. Oh, allora ne facciamo vedere uno intanto, che è questo.
Ci siamo, no? Eccolo qui, uno. Qui è un altro. E poi c'è un altro risultato, eccolo qui. È complicato, voglio dire. Alla fine, voglio dire, si ottengono davvero dei bei risultati, e noi domani alle 17:30 al Conservatorio Musicale di Vincenzo Bellini di Via Etnea metteremo all'asta questi filtri. Abbiamo chiamato il notaio Salanitro, Guido, che ci ha seguito sempre in tutte le aste che abbiamo fatto, e il ricavato andrà integralmente alla Lega del Filo d'Oro. Quindi abbiamo voluto, come dire, chiedere la collaborazione alla Lega, e la Lega ci ha dato questa possibilità, e quindi domani sostanzialmente batteremo queste aste. E dico, il messaggio qual è? Siamo sotto Natale, quindi se venite a comprare qualcuno di questi quadri, perché sono dei quadri, sono delle tele, e li volete utilizzare per regalarli a Natale insieme magari a una bottiglia di vino, prendiamo 3 piccioni con una fava, ma soprattutto diamo la possibilità di fare qualche piccola cassa per la Lega del Filo d'Oro, e quindi questo un po' è il nostro. Questo è un'opera davvero, insomma, da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale, che dà merito alla vostra iniziativa, perché l'attività imprenditoriale deve essere sempre connessa con tutto quello che ci circonda, tutto quello che circonda la nostra società, il nostro territorio anche. Il nostro territorio, certamente. Diciamo, la nostra azienda si caratterizza per lavorare su varie direttrici. La prima chiaramente è la qualità del prodotto, e quindi la raffinatezza e l'eleganza del vino, ma insieme a questo abbiamo l'aspetto sociale, abbiamo l'aspetto culturale e abbiamo l'aspetto di ricerca. Quindi una sorta di ponte che unisce tutti questi aspetti. Ecco. Il nostro logo è un ponte. Al Cantara, ecco. In arabo, al è l'articolo, Cantara in arabo vuol dire ponte, e questo ponte, esattamente come dici tu, unisce vino, arte e poesia, e quindi mettiamo insieme il sociale e mettiamo anche insieme la ricerca, perché crediamo molto nella ricerca, e con la facoltà di agraria, con la professoressa Nicolosi, col professore Cirelli, stiamo facendo tante iniziative in azienda, e chi vuole venire a vederle può venire. Prima di cambiare tema, perché fra poco cambieremo argomento, andremo a Palermo, a Palazzo di Giustizia. Oggi è una giornata diciamo clou per quanto riguarda l'inchiesta sugli appalti nella sanità. Possiamo anticipare una di questi progetti, di queste iniziative fatte in collaborazione con l'Università di Catania? Non spoileriamo nulla, però No, sono già partite queste iniziative. Allora, la prima iniziativa è andata avanti con la professoressa Nicolosi. Abbiamo dato all'Università circa 1000 metri di terreno. In questi 1000 metri di terreno l'Università ci ha dato 4 vitigni reliquie antichissime, trovate attorno all'Etna, e noi li stiamo coltivando. L'anno scorso abbiamo fatto la prima vendemmia, e quest'anno otterremo, diciamo, dei vini di questi vitigni reliqui. Con invece il professore Cirelli abbiamo fatto un impianto di fitodepurazione delle acque reflue della cantina. Bene, grazie per essere stato con noi a Pucci Giuffrida. Resta con noi qui in studio, perché devo andare subito da Marco Gullà a Palazzo di Giustizia a Palermo. Marco, buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Allora, si attende, vedo già che i colleghi dietro di te sono pronti, perché si aspetta l'arrivo di Totò Cuffaro, dell'ex presidente della regione, dimissionario, anche segretario nazionale della DC. Sì, proprio qualche minuto fa, tra l'altro, è arrivato Vito Raso, che sarà ovviamente anche lui interrogato nella giornata di oggi, però l'interrogatorio sicuramente più rilevante è quello che riguarda proprio l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Il suo interrogatorio è previsto in programma dalle 10 in poi, quindi a breve, fra qualche minuto, appunto, anche l'ex segretario della DC dimissionario da qualche giorno arriverà qui proprio al tribunale per rendere davanti al GIP. Tra l'altro, insomma, sono arrivate anche delle notizie odierne in cui appunto Cuffaro, tramite sempre le intercettazioni, un po'
insomma, parlava di questa inchiesta, o meglio parlava insomma, di questi appalti, di questa sanità e questi appalti truccati, e sicuramente saranno un po' tra i capi di contestazione che appunto oggi la GIP fornirà proprio all'ex governatore Cuffaro. Ieri invece è toccato a Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, che ha respinto tutte le accuse. Tra l'altro, quando gli è stato chiesto se avesse avuto un collegamento con l'ASP di Siracusa per appunto l'inserimento del manager Caltagirone, lui ha detto nemmeno li conosco queste persone, quindi ha respinto tutte le accuse Saverio Romano. Probabilmente farà così anche oggi Totò Cuffaro. Poi la GIP ovviamente si dovrà riservare la decisione se arrestare, quindi insomma, accettare in questo caso la richiesta della Procura di Palermo, che ha chiesto gli arresti domiciliari per tutti gli indagati, o invece prendersi qualche altro giorno di riflessione, tra virgolette. Allora Marco, ovviamente ci aggiornerai in tempo reale di quella che sarà la giornata, perché oggi è una giornata tutta in evoluzione, e ci racconterai nei nostri telegiornali cosa accade a Palazzo di Giustizia a Palermo. Se lo riterrai opportuno, prima della chiusura della trasmissione, se riusciremo, magari faremo un altro collegamento, avendo ovviamente degli elementi nuovi. Intanto ti ringrazio. Sono le 9:10, Angelo, ho guardato proprio l'orologio qualche minuto fa. A breve dovrebbe arrivare appunto Totò Cuffaro, l'avete visto già tutti i colleghi, operatori, giornalisti anche di TV nazionali che sono qui in attesa ovviamente dell'arrivo l'hanno definito alcuni avvocati oggi del pezzo grosso, perché in effetti è l'interrogatorio più importante nella giornata di oggi. Marco, vedremo di captare addirittura in diretta l'arrivo di Cuffaro. Grazie ancora per questo tuo contributo. Ci dobbiamo fermare, c'è il weekend in Sicilia. Grazie ancora a Pucci Giuffrida, che insieme a noi qui in studio ha seguito. Grazie, ha seguito questo collegamento. Poesie da bere, l'appuntamento lo ricordiamo? E domani pomeriggio alle 17:30 al Conservatorio Musicale di Via Etnea, la parte alta. Chi volesse fare un bel regalo per Natale è l'occasione giusta. Sarebbe l'occasione bellissima, grazie. Benissimo, grazie. Vediamo il weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Anche questo fine settimana l'evento più atteso e gustoso dell'anno è a Cesarò, che vi aspetta per la 24esima sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi. 2 weekend imperdibili con show cooking, musica, spettacoli itineranti, animazione e le imperdibili degustazioni dei sapori autentici dei Nebrodi. Non mancare! Questo sabato i filtri del vino diventano opere d'arte, ispirando oltre 80 autori, e il ricavato delle vendite all'asta dell'opera andrà integralmente devoluto alla Lega del Filo d'Oro. Tutto questo presso l'Auditorium Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, dove si terrà inoltre il concerto Percussion Mundi, diretto da Giovanni Caruso. A fine serata, degustazione dei vini poetici delle cantine Alcantara. Questo venerdì al Palazzo Grimaldi di Modica alle 18:30 si inaugura un nuovo anno alla Fondazione Grimaldi. Il laboratorio d'arte sociale Matto Officina alzerà in alto i calici per brindare all'inizio di un nuovo anno. Ad Alcamo questo fine settimana si parla di luoghi abbandonati di Sicilia, luoghi e poesie fantasma della Sicilia, raccontati dagli autori Cristiano Lamantia e Giuliana Imburgia. Domenica a Palermo si corre con la maratona. Boom di iscritti. Maratona che prevede 2 giri da 21 km. La città palermitana è pronta per l'evento che quest'anno festeggia la sua 30ª edizione. Torna il Festival delle Filosofie, viaggio nel pensiero di Empedocle, ad Agrigento, che ospita l'8ª edizione intitolata Sotto il segno di Empedocle. Al Teatro Golden di Palermo, la storia del cinema in musica, con Soundtrack, una serata speciale per celebrare i più grandi compositori di musica. A Palermo questo fine settimana, l'Orchestra Sinfonica Siciliana torna con Marcus Bosch tra le personalità più autorevoli della direzione d'orchestra europea, con il programma Grieg e Wagner.
Al Monk Jazz Club di Catania torna la rassegna Soundscape, seconda edizione di uno spazio sonoro dedicato alle idee innovative e ai generi musicali in dialogo e contaminazione con il jazz. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E adesso, dopo gli appuntamenti, i consigli delle stelle per il weekend con il nostro Marco Amato. Arriva la sigla. Allora Marco, buongiorno anche a te, benvenuto. Tazzina, come sempre, in tono, stamattina in blu, con la tua giacca. Cosa ci riservano le stelle questo weekend? Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Allora, oggi mi sono vestito dei colori ottanio proprio perché sembra lo zodiaco voler portare pace, una pace un po' istituzionale, un po' come tutta la giornata parla, un po' di trionfi e di visibilità, ovvero il Sole e la Luna sono gli astri di luce, per cui questo weekend inizia con questi giorni tra la Luna in Vergine e il Sole in Scorpione. Cosa accade nello zodiaco? Contrastando Urano con Marte e Mercurio, sarà un weekend chiarificatore e che avrà bisogno di una grande diplomaticità in tutti i rapporti, sia quelli personali, semplici, ma anche a quelli un pochino più ampi che riguardano fatti sociali e fatti anche nazionali. Allora, cosa fa l'Ariete? Fine settimana inizia incomodamente, morbidamente, proprio perché la Luna non lo riguarda. Domenica è una giornata un po' complicata perché dovrete scegliere, perché la Luna passerà in Bilancia e vi obbligherà necessariamente a scegliere tra il partner ed alcuni impegni presi. Toro, per voi inizia un weekend molto piacevole perché la Luna vi magnifica e le distanze tra Marte e Mercurio vi lasciano finalmente un weekend senza pensieri. Desiderosi di riposare perché il Sole è in opposizione, quindi calo di energie, ma ci penserà la Luna a essere molto romantica e quindi bene in amore. Gemelli, per voi la giornata e il weekend iniziano in maniera un po' nervosa, con qualche sconvolgimento e qualche variazione di programma, perché Urano, Mercurio e Marte tendono a inficiare un po' l'andamento regolare delle cose. Qualcosa viene meno, qualcosa rallenta, forse gli accordi da rivedere, forse qualcuno vi ha promesso qualcosa che non potrà mantenere. Rifletterete questo weekend su questo. Cancro, per voi oggi è stupendo, una luna che vi fa le coccole, la luna è la vostra signora ed è una delle protagoniste di questo fascio d'energia molto forte tra Sole e la Luna, quindi oggi vi ricaricate, oggi splendete, oggi siete finalmente felici, che non vi si può sentire quando non lo siete, per inciso. Leone, per voi è una giornata molto particolare perché vi dà prospettiva, vi dà visione, c'è un'organizzazione delle cose che oggi è assolutamente individuale, ma oggi vi sarà il merito di essere insostituibili. Vergine, per voi la Luna oggi si avvale dell'energia del Sole, quindi vi ricarica un po', vi fa sentire meno in sordina, vi dice che ci sono delle prospettive importanti, vi rincuora. Quindi oggi, invece di essere sempre ansiosi con l'ansia da prestazione, seppure oggi è una giornata di sovraesposizione, perché il Sole è colui che tutto vede, colui che tutto fa vedere, oggi Vergini un po' timidi saranno un po' i protagonisti della giornata. Ce la farete col vostro impeccabile modo di fare. Bilancia, a proposito di sofismi, ecco, per voi è domenica la giornata un po' più complicata, perché arriva la Luna, sconvolge le emozioni, e la Luna dovrà vedersela con una serie di decisioni da prendere, anche un po' tranchant. Voi Bilancia tendete sempre a mediare, ma non è il momento, bisogna essere un po' più estremi. Scorpione, per voi oggi è magnifico perché la Luna è anche dalla vostra parte, quindi aumenta il coefficiente di fascino, di seduzione, vi rimane il Sole e la bella Venere nei vostri gradi. Cosa volete di più? È lo zodiaco che vi dice di bagnarvi di luce e di non darvi d'amore. Sagittario, per voi è un pochino più nervoso perché la Luna è in quadratura e Marte e Mercurio suppongono a Urano, quindi oggi non ne direte una giusta. Voi siete sempre diretti, buoni, ma oggi dovrete essere un pochino più diplomatici, una parola in meno. Capricorno, per voi oggi è una splendida Luna di Trigono, il Sole è amico in sestile
cariche di energia e di decisionismo oggi, e tutto il weekend si fa come dite voi. Domenica un po' di contrasto col partner Acquario. Inizia un weekend al fulmicotone per voi, perché sarete impiegati in 1000 impegni. La domenica però sarà molto carezzevole e romantica e vi riconduce comunque all'amore e agli affetti. Pesci, un weekend di valutazioni, soprattutto sabato, che vedrà comunque la vostra attenzione impegnata su qualcosa di pratico, di tecnico. La domenica invece vi restituisce anche una piccola visita fuori porta, quindi sarà proprio la domenica la vostra santa giornata. E detto questo, auguro a tutti un meraviglioso fine settimana. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie, grazie, una buona giornata, buon fine settimana anche a te Marco. Ci ritroviamo come sempre lunedì e intanto torniamo da Emanuela Corsi per qualche curiosità dai quotidiani. Sì, parliamo di trapianto di capelli, Angelo, che fino a qualche tempo fa era ad esclusivo appannaggio degli uomini, ma adesso c'è questo boom di richieste da parte delle donne. Quindi siamo sulla pagina del Messaggero, boom di trapianti di capelli per le donne non è più un tabù. In forte aumento gli interventi di hair transformation al femminile, ma gli esperti avvertono, in tante lo chiedono, ma può funzionare soltanto sul 10% delle pazienti, perché la caduta dei capelli femminile è diversa da quella maschile, richiede delle valutazioni molto più precise, come l'alopecia fibrosante frontale, la perdita diffusa legata a gravidanza o menopausa o carenze nutrizionali. Quindi ci possono essere delle cause, diciamo, particolari che portano alla perdita dei capelli e quindi il trapianto, insomma, sarebbe poco efficace. Comunque, cos'è che spinge tante donne a fare il trapianto dei capelli? I social, come sempre, che impongono i canoni di bellezza. Una chioma rada diventa un disagio da eliminare a qualunque costo. Quindi per poter sfoggiare queste chiome meravigliose, appunto sui social tante vanno a intervenire con un trapianto di capelli. Sai qual è il paese dove la gente va spesso per il trapianto di capelli? Va a fare là il trapianto? Sì. La Turchia. La Turchia, bravissimo. C'è proprio veramente un turismo legato a questo che è incredibile. E poi andiamo a vedere un'altra notizia, siamo sempre sulla Messaggero. Una storia che ha come protagonista il famoso cantautore Alex Britti, ma cioè è una storia che ha poco a che fare con lo spettacolo, perché parliamo di cronaca. Lo spiava con il baby monitor 6 mesi alla ex di Alex Britti, che era appunto vittima della sua ex compagna. Lei usava da remoto la telecamera per sorvegliare il figlio in cerca delle prove di un tradimento del cantante, disposto anche un risarcimento di 6.000 euro. Questa è una storia che noi raccontiamo spesso al maschile, nel senso che di solito lo stalker è un uomo, ma in questo caso invece era la compagna di Alex Britti. Grazie, grazie Emanuela, buon fine settimana anche a te. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, torna lunedì come sempre e chiaramente vi lascio ai programmi della rete.